Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di alcuni circuiti che il vostro Marietto ha posizionato nei vari social, no? Che nel tempo, nei vari anni, il Legame Marietto Veneziano hanno creato per il proprio lavoro interiore e anche per i nostri clienti. Vi ricordo sempre che se avete bisogno di un consulto professionale, chiaramente potete contattare il Degardo Marietto Veneziano. Sapete che abbiamo anche il sito del capitano e proponiamo anche altri prodotti, reti operativi e quant'altro. Ma in questo caso, per chi è la prima volta che entra in contatto con i video del Marietto Veneziano, oggi parlerò di questo circuito. Gli altri circuiti in cui prenderemo visione nelle prossime pillole sarà questo è questo. Quindi questi circuiti sono circuiti di cui tratterò nelle prossime pillole, ma in questo momento vorrei parlare di questo circuito. Chiaramente si parte sempre dal presupposto che voi non è, diciamo, la prima volta che entrate in contatto con la radionica, la radiestesia, che abbiate già scaricato gratuitamente tutti i circuiti e tutti gli ebook che dal 2015 il Legale Marietto Veneziano mettono a disposizione di tutti con tante istruzioni. Ma questo circuito è un circuito che da anni usiamo io e il De Garda, anche se da poco che l'ho messo sui social, ma diciamo che è sempre stato un po' un nostro piccolo segreto, come tutti gli altri chiaramente. Non è che sono circuiti nuovi che da oggi a domani vengono messi in circolazione, sono circuiti che abbiamo sempre utilizzato da anni e che è venuto il tempo, è venuto il momento, è venuto il periodo di poter dare anche gratuitamente. Questo circuito rappresenta sia la Rosa Croce, che la Rosa Croce non era altro che un gruppo mistico che nasceva dai fedeli d'amore, dove deriva anche le conoscenze dantesche, insomma, quello che Dante ci ha trasmesso, che faceva parte appunto di un gruppo, i fedeli d'amore, e poi si è sviluppato nella Rosa Croce. Qui vediamo le 22 lettere cabalistiche, non ebree ma cabalistiche, mi raccomando. E questi sono i 22 sentieri che fanno crescere, allargano, espandono la conoscenza esoterica interiore. Quindi, a cosa serve praticamente questo bellissimo circuito? Ha più valenze, ma diciamo che per le persone che incominciano ad avvicinarsi alla Kabbala, alle persone che incominciano ad amare questa materia, ecco, questo è un piccolo aiuto perché per quelle persone che vogliono espandere la propria coscienza, questo è un piccolo aiuto che da anni Maria Tiziana e De Garda mettono anche a disposizione di alcuni, non dico discepoli perché Marietto non ha discepoli, ma dico persone che si stanno avvicinando alla materia. Quindi come si usa? Ma prima di tutto si usa il circuito sì e no, il quadrante radiostatico sì e no per vedere se si può utilizzare. E poi quando il quadrante radiostesico sì e no ha detto sì, cosa si fa? Si prende questo circuito, chiaramente lo si stampa, lo si plastifica, si mette in centro la propria foto, oppure chi non ha una foto può mettere su un foglietto il nome, il cognome, la data di nascita, si prende il pendolino e lo si fa girare in senso orario in modo che questi 22 sentieri rappresentati dalle lettere cabalistiche si fondano con come si suol dire, con il corpo eterico delle persone. Quanto tempo lo si lascia? In teoria bisognerebbe lasciarlo massimo un mese, perché il corpo eterico dopo un mese si satura. Ma diciamo che si potrebbe lasciare anche di più per il semplice fatto che non è un circuito negativo, non è un circuito pericoloso, non è un circuito che rilascia radiazioni e energie e onde di forma negative. Quindi il vostro marietto a chi consiglia questo circuito? Questo circuito è per quelle persone che sono nel cammino, in quelle persone che sono alla ricerca di una via sicura, di una scienza sicura, di una conoscenza pratica e nello stesso tempo valida per fare in modo che la propria coscienza, la propria anima, il proprio corpo eterico si ricongiunga con la Keter, cioè praticamente col Dio.
Quindi più di così per il momento penso che sia abbastanza per questo circuito radionico che appunto serve per aiutare quelle anime in cammino per avere una pace interiore e una conoscenza esoterica superiore sempre più vicino alla materia cabalistica. Bene, cari amici, vi ricordo che se volete un consulto del Gara Veneziano, noi siamo sempre disponibili, 20 euro, 45 minuti. Grazie e alla prossima. Ciao.